Ecco, naturalmente questo gruppo funzionerà in collaborazione col gruppo sociosanitario. Innanzitutto ringrazio tutti perché mi piace vedere che in questa assemblea non c'è nessuno che legge il giornale, ma evidentemente le persone sono interessate. Il gruppo sociale di cui mi sono occupata io insieme agli altri, dopo aver fatto un'analisi della situazione che veramente presentava un numero di problemi impressionante, ha deciso di concentrarsi su alcuni temi per questo momento. Se poi avremo altre possibilità, altre persone che aderiranno al nostro gruppo, sarà nostra cura aumentare il raggio di interesse. Per ora ci siamo occupati di disabilità, anzianità, nuove povertà e casa. Naturalmente casa andrà trattato poi con il gruppo urbanistica. Noi riteniamo che i cittadini appartenenti alle categorie più deboli debbano essere posti al primo gradino della scala di attenzione, allo scopo di giungere il più possibile a un quadro di uguaglianza. Ci rendiamo ben conto che non sarà possibile l'uguaglianza perfetta, però l'obiettivo che ci poniamo, la visione che abbiamo è questa. Come ogni famiglia, quando si verifica una situazione problematica, riaggiusta la propria organizzazione e le proprie risorse allo scopo di ridurre il più possibile il problema che si è presentato, così riteniamo che anche la società dovrebbe strutturarsi a partire dagli ultimi, quelli cioè che al suo interno soffrono maggiormente. Abbiamo cercato di fare una analisi dei bisogni e delle risorse esistenti contattando le varie associazioni, in quanto siamo convinti che non ci si possa permettere di formulare proposte o suggerimenti se non dopo aver conosciuto la realtà, entrando quindi in punta di piedi nei luoghi dove si cerca di venire incontro alle persone che presentano delle difficoltà, cercando di comprendere e valorizzare l'importante servizio che molte di queste associazioni offrono ai loro soci e alla nostra città. Come diceva Marco poco fa, ce ne sono moltissime associazioni di volontariato che si occupano di questi temi. Riteniamo comunque che il nostro partito dovrà farsi una propria idea e una propria strategia di intervento, ma questo sarà un passaggio successivo dopo aver valutato la situazione esistente. È comunque scontato che nelle scelte di bilancio la destinazione di fondi importanti ai capitoli relativi al sociale e all'assistenza, soprattutto in questo momento storico, sono per noi una priorità assoluta. Le misse e altri convegni sottoculturali o pseudoculturali secondo noi possono anche attendere. Per quanto riguarda la disabilità, riteniamo sia fondamentale fornire alle famiglie, appena si verifica una situazione di disagio, di problema, dare delle indicazioni, delle informazioni circa i diritti previsti e gli adempimenti a cui attendere per poter accedere ai benefici previsti dalla legge, eventualmente con uno sportello presso l'ospedale. Per quanto riguarda sempre la disabilità, in merito all'attenzione alla persona, sappiamo che sono in corso dei controlli da parte dell'INPS sull'invalidità, le percentuali eccetera, e riteniamo che sarebbe indispensabile cercare di ridurre al minimo i disagi alle persone che presentano una vera invalidità. Naturalmente siamo d'accordo che i controlli vanno fatti, però limitando al massimo i disagi alle persone. A volte questi controlli rischiano di essere umilianti. Valorizzare la risorsa volontariato, intervenendo con la concessione di spazi e altre forme di aiuto concordato con le associazioni, volte ad agevolare l'opera dei volontari. In particolare, per quanto riguarda l'amministrazione locale, che ha competenza in progetti di mobilità, integrazione in attività sportive, ricreative e culturali per il tempo libero. Per quanto riguarda gli anziani, ci sembra necessario effettuare un'indagine sugli ultra 65enni per analizzare i bisogni e le risorse e favorire l'inserimento delle persone attive che a 65 anni, se non sono malati, sono ancora in grado di dare dei contributi importanti alla società, valorizzare l'inserimento delle persone in gruppi di automutuo aiuto e anche di intervento in favore di iniziative varie della comunità. L'ente locale dovrebbe, secondo noi, assumere un ruolo di coordinamento su queste iniziative. Per quanto riguarda le nuove povertà,
ci limitiamo a dare una piccola indicazione: la necessità di installare dei bagni pubblici e la necessità di ampliare la mensa comunale, che attualmente è solo di 30 posti e funziona solo a mezzogiorno. Quindi assolutamente insufficiente per la realtà attuale della povertà anche nella nostra città. A questo scopo ci sembra indispensabile favorire il Last Minute Market, che è un'iniziativa volta a raccogliere gli alimentari in scadenza presso vari supermercati, eccetera, coordinando sempre anche in questo modo la raccolta, perché nel nostro paese si buttano in un anno 44 milioni, cioè 44 milioni di persone potrebbero mangiare con quello che noi buttiamo. Ecco, crediamo che questa sia una cosa intollerabile e che bisogna fare qualcosa in questo senso. Ultimo fervorino finale: credo che se riusciamo a metterci insieme faremo molto di più di quello che da soli potessimo fare, perché quando dobbiamo fare qualche cosa, per esempio una torta, abbiamo uova, farina, sale, lievito, però se non mettiamo insieme questi elementi la torta non viene. Quindi vi auguro buona torta a tutti.